L'azienda dei trasporti del Veneto Orientale, l'Atvo, è sempre di più un'eccellenza in tutto il paese, tanto che abbiamo ribadito anche di aver distribuito dei dividendi, essere inutile. Nonostante ciò, comunque, nonostante questo, ha fatto anche diversi investimenti nel territorio. Questa volta ha inaugurato anche una nuova biglietteria Atvo proprio a Mestre. Siamo andati a vedere. Sicuramente aver posizionato una nuova biglietteria della TVO è una dimostrazione non solo di attenzione verso il turista, ma anche di capacità di offrire servizi sempre più efficienti che mettano nelle condizioni il turista che viene nel nostro territorio di non dover perdere tempo, di trovare un territorio organizzato, che quando si scende del treno si può salire in autobus, in pullman e in quello che sarà il tram, per poter muoverci tranquillamente in sinergia in tutto il territorio della provincia. Fabio Turchetto, presidente della TVO, quindi una nuova biglietteria in centro a Mestre perché ci sono tantissimi turisti. Allora, c'eravamo già, ma eravamo in una location non certamente dignitosa, perché a causa di una serie di lavori che RFI sta facendo, da un po' di tempo eravamo in un container. Non ci sembrava il biglietto da visita migliore, visto che questa biglietteria, oltre ad essere rivolta ai cittadini nostri, del nostro territorio, è rivolta in particolar modo ai migliaia di turisti che arrivano qui, sia con treni italiani e in particolar modo dall'Austria con l'OBB. Quindi abbiamo pensato di fare questa nuova biglietteria e di dare giustamente un servizio più adeguato e più dignitoso a una location che per noi è importantissima. Vi voglio